Buongiorno, ben ritrovati, buon martedì 17 ottobre, prima edizione di Antenna 3. Ci faremo compagnia fino alle 14:30 oggi, perché dopo la nostra diretta avremo l'appuntamento con gli specialisti dell'ULSS 2 per parlare di tecnologie nei traumi maxillofacciali. Quindi sapete che in caso vi interessi l'argomento, oltre a seguire naturalmente quello che ci racconteranno, che ci spiegheranno gli specialisti dell'ospedale Cafoncello di Treviso, potrete anche porre le vostre domande attraverso il numero che come sempre metteremo in sovraimpressione. Allora io intanto ringrazio Alessandro Granziera e Alberto Piovesan, che sono in regia e seguiranno la parte tecnica di questa nostra diretta. Ci sono tanti temi che affronteremo oggi, torneremo sulla vicenda della pista da bob che non si realizzerà più a Cortina d'Ampezzo, e dunque oltre alle reazioni che continuano ci sono anche prese di posizione su come superare questa impasse o eventualmente come non far perdere all'Italia questa opportunità, visto che l'ipotesi era quella di spostare le gare delle Olimpiadi invernali 2026 all'estero per naturalmente far disputare le gare relative a questa disciplina o quelle che necessitano quel genere di impiantistica. Poi parleremo di sicurezza stradale, perché tra poco lo vedremo, ci sono stati nuovamente altri gravi incidenti sul territorio, e torneremo naturalmente anche sulla strage del bus del cavalcavia di Marghera. Oggi è il giorno dei funerali del conducente del bus della linea, Alberto Rizzotto. Alle 15:30 a Vazzola, nel Trevigiano, le esequie che costituiscono un altro tassello di questa dolorosissima vicenda naturalmente, ma andremo anche a Asolo, dove c'è la nostra Francesca Bozza, perché è successo anche ieri sera un incidente che ha riguardato proprio un pulmino che ha devastato di fatto il plateatico di un locale, il plateatico di un bar, e quindi raccoglieremo le reazioni dal posto. Allora abbiamo detto tante notizie in questa giornata. Allora andiamo a vedere l'home page del Gazzettino su cosa punta in questa giornata. La cronaca subito dal Città dell'Ese, segregata in casa per 10 anni e picchiata dal marito violento, poi la proposta shock prima della denuncia. Andremo a vedere anche con i servizi della nostra redazione di Padova di approfondire questi fatti di cronaca. Jesolo, scrive il Gazzettino, Isola del Mort, rimosse le capanne del sesso usate dagli scambisti, e ancora nel Piovese, bimbo frustato e picchiato dal patrigno, non lo riconosco come mio, è ricoverato in pediatria. Una vicenda di cui tra poco parleremo, davvero sconcertante. Ancora Ceggia, massacrata di botte in casa da un amico, 44enne con il viso tumefatto e il naso rotto. A Treviso la drammatica vicenda di una ragazzina di appena 12 anni che ha appoggiato la bicicletta al parapetto del cavalcavia della stazione, si è sporta ed è volata giù. Shock naturalmente agli occhi di tutti quelli che hanno assistito a questo terribile episodio ieri mattina. Ce n'era tanta gente alle 9 del mattino che frequentava naturalmente quell'area, che transitava di lì anche solo per andare a prendere il treno. E poi naturalmente parleremo del tema terrorismo, senza dubbio, della guerra in Medio Oriente. Oggi è una giornata particolare, tra poco lo specificheremo, ma vedete gli ultimi aggiornamenti di cronaca dall'ultimo episodio terroristico che si è verificato in Europa, a Bruxelles ieri sera, dove l'attentatore che si è messo a sparare per strada è stato ucciso dalla polizia, e emerge che nel 2016 si trovava a Bologna e nel 2021 questo soggetto si trovava invece a Genova. Fin qui l'home page del Gazzettino, poi andremo a vedere anche le altre testate su cosa puntano in questa giornata. Intanto andiamo a vedere le immagini dell'incidente che si è verificato alle 7:10 di questa mattina. Siamo in via delle Campagne a Vedelago, quindi nella Marca trevigiana, per un incidente tra un'auto e un camion. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Il camion trasportava, lo vedete, della ghiaia, si è rovesciato fuori strada e l'automobilista invece è rimasto ferito. I pompieri arrivati da Castelfranco e Treviso con l'autogru hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l'automobilista, preso in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale. Illeso appunto
il conducente del mezzo pesante, mentre la peggio ce l'ha avuta naturalmente quello della macchina. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 8:30. Questo a Vedelago, quindi nella Castellana, nella Marca occidentale, mentre dal Veronese arrivano le immagini di un altro intervento dei vigili del fuoco. Poco dopo le 8 di oggi, 2 squadre di Verona intervenute in via Flavio Gioia per un incidente stradale percorrendo la viabilità nei pressi del casello autostradale di Verona Sud. Un autoarticolato che trasportava patate si è rovesciato, quindi incidente analogo, ed è rimasto in bilico sulla viabilità sottostante. I pompieri hanno tagliato il parabrezza del mezzo e consentito l'uscita al conducente, rimasto intrappolato in cabina. È stato trasportato al pronto soccorso, naturalmente con tutte poi le ripercussioni, questo incidente sulla viabilità, gestito da Polstrada e Polizia Locale, e sono in corso ancora le operazioni di recupero del mezzo. Allora, vediamo se dalla regia mi danno l'ok per cedere la linea a Francesca Bozza, che si trova ad Asolo, dove ieri sera davvero si è rischiato il peggio con un pulmino che per una manovra errata ha devastato il plateatico di un bar. Eccola qua Francesca con Alberto Pivetta e penso anche con degli ospiti. Buongiorno. Sì, buongiorno Lina e buongiorno ai telespettatori. Siamo proprio di fianco al plateatico del bar Commercio e a fianco a me il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Adesso raggiungiamo anche il titolare che naturalmente sta lavorando, è l'ora di punta per il bar, ma con Alberto, sindaco, ci seguo. Andiamo a vedere che cosa è accaduto. Sindaco, questo pulmino era parcheggiato accanto al plateatico dove adesso c'è quel furgoncino bianco. Sì, dalle informazioni che ho io, il bus navetta era parcheggiato in prossimità del pulmino, quello bianco che vediamo ora, e verso le 21:30 di ieri sera si è improvvisamente messo in moto, travolgendo il plateatico del bar Commercio, che fortunatamente, e questo lo sottolineo, fortunatamente non era aperto, era giorno di chiusura. Fosse accaduto questa sera o in altre serate della settimana, l'epilogo sarebbe stato veramente ben più triste. Drammatico, potremmo dire. Tra l'altro questo ha provocato anche danni alla pizzeria che è a fianco al bar Commercio. Sì, il plateatico è stato in parte divelto, spostato, è andato anche ad impattare con la pizzeria che ho alle mie spalle, ha occupato parte della corsia stradale e tavoli e sedie sono finiti anche in parte nella loggia del capitano alla mia destra. Quindi è andata veramente bene, anche perché in quel momento non transitavano né auto né pedoni, nemmeno sotto il porticato dove siamo noi. Veramente un colpo di fortuna. Ecco, da dire che abbiamo contattato il titolare della ditta, Michele De Zen, che era alla guida del pulmino. Ci ha spiegato che aveva parcheggiato per aspettare dei ragazzi, un gruppo di studenti americani che stavano mangiando proprio alla pizzeria di fianco al bar Commercio, li stava aspettando per riportarli nei loro alloggi, e ha detto: è una manovra che faccio ogni giorno, più volte al giorno. Probabilmente, dice, con la mano o con il ginocchio ho inavvertitamente toccato il tasto del drive e a quel punto il pulmino si è messo in moto. Non sono più riuscito a controllarlo, preso anche dal panico. Da dire a margine, non ha voluto parlare a microfono, dice: la cosa mi ha scioccato ma sono ancora provato, perché Michele De Zen era a bordo del furgoncino che nel giugno 2023 è rimasto coinvolto in quel drammatico schianto lungo la Treviso Mare, dove perse la vita un'amica di De Zen che viaggiava al suo fianco e 2 ragazzi che viaggiavano a bordo di un'auto con la quale si era scontrato frontalmente il pulmino. Questo insomma per spiegare lo stato d'animo di De Zen oggi, che gentilmente ci ha chiesto di non essere intervistato, però ci ha raccontato insomma come sono andate le cose. Sindaco, raggiungiamo il titolare del bar Commercio, Alberto mi segui, che è insieme al titolare della pizzeria
che abbiamo già sentito, eccolo qui, Gianni Reginato, titolare. Voi non eravate qui, siete stati avvertiti dai titolari della pizzeria? Esatto, siamo stati avvertiti dai nostri colleghi, eravamo qui vicino, siamo venuti su di corsa e abbiamo trovato il disastro. Tanti danni state facendo adesso, abbiamo visto adesso che stanno facendo, insomma, per ripristinare quanto prima. Fortunatamente abbiamo lo stesso tecnico e stiamo controllando, adesso mi metterà in sicurezza il tutto e poi però i lavori ci impiegano mesi. Bisogna rifare tutta la pedana, tutto lo scheletro in acciaio è stato tutto storto, sicché pedana e tenda, tanti lavori. Per fortuna, l'abbiamo detto anche con il sindaco, non c'era nessuno. Quella è stata la fortuna grossa, perché l'importante è che non si faccia male a nessuno e in questo caso è andata bene, l'autista sta bene, anche se un po' sotto shock, mi sembra di aver visto ieri. Se era un'ora e mezza prima probabilmente ci scappava anche il morto magari, perché solitamente l'orario dell'aperitivo siamo pieni, noi aprendo 7 su 7, lunedì chiudiamo un po' prima per dedicarci anche alle famiglie e in questo caso è andata molto bene. Diciamo che nella sfortuna, se state fortunati, certo questo ha insomma, delle conseguenze anche per voi, perché comunque insomma Asolo con le varie iniziative che ci sono, piena di turisti, ne abbiamo visti tantissimi anche oggi e questo insomma è un danno per voi. Questo è un danno, fortunatamente siamo quasi a fine stagione, ma Asolo ormai attira anche d'inverno, non è più stagionale e è un danno, però insomma sono incidenti che succedono, nessuno li vuole. L'autista lo conosciamo bene, è un nostro cliente, amico, Michele, insomma ci dispiace per quello che è successo, però cose che capitano. Adesso ci rimbocchiamo le maniche, come stanotte fino alle 3 a sistemare metà pedana per poter riaprire e basta, avanti sempre. Insomma, con il sorriso e questo ottimismo ringraziamo Gianni Reginato, ringraziamo il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, e la linea può tornare a te, Rina. Ecco Francesca, grazie mille, grazie al sindaco, grazie al titolare del bar. Tra l'altro vorrei ricordare questo incidente, naturalmente è chiaro che ci rimanda a quello che è successo in questi giorni a Mestre, prima a Marghera, e la sappiamo, la strage del bus, e poi a Mestre l'altra sera, sabato sera, con un altro mezzo che è finito fuori strada. Poi torneremo a parlarne perché ci sono comunque dei provvedimenti che sono stati presi. Adesso la regia si sta mostrando l'epigrafe di Alberto Rizzotto, che è il quarantenne che era alla guida del mezzo precipitato dal cavalcavia la sera del 3 ottobre i funerali, erroneamente da quello che vedete scritto in onda, sono oggi pomeriggio alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Tezze di Vazzola. Allora la cerimonia funebre sarà anticipata da un rosario recitato nella stessa chiesa sempre alle 15, mezz'ora prima del funerale. Ci hai lasciati con un caro ricordo nel cuore, si legge nell'epigrafe, dove accanto al volto sorridente di Rizzotto, ritratto in uno di quei selfie che amava farsi davanti agli autobus che guidava prima della partenza, la famiglia appunto ha voluto porre questa scritta. Ha nominato anche un proprio consulente per le perizie che la procura ha disposto sulle barriere e sul cavalcavia dello schianto. Saremo presenti su tutti i fronti, ha detto il legale della famiglia Francesco Stilo. E allora, lo abbiamo detto, un altro tassello doloroso oggi, l'ultimo saluto ad Alberto Rizzotto alle 15:30 oggi nella chiesa di Tezze di Vazzola, paese della famiglia. Allora, noi andiamo intanto avanti con la cronaca perché andiamo proprio al caso che vi citavo poco fa di questo bambino ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova, un bimbo di 9 anni che vive con la famiglia nel Piovese, che sarebbe stato picchiato per mesi dal patrigno, indagato dalla procura per maltrattamenti e lesioni. Protetto e curato dai sanitari e seguito da una neuropsichiatra infantile, è ricoverato da una settimana un bambino di 9 anni originario del Piovese. Nel reparto di pediatria dell'ospedale di Padova era arrivato con evidenti segni di percosse e frustate su più parti del corpo e malnutrito. Un dramma scoppiato una settimana fa, quando le maestre vedono arrivare il piccolo a scuola con botte sul viso e sulle braccia, un ematoma all'addome, incapace, tanto è il dolore di sedersi. Non è la prima volta che accade.
le insegnanti decidono di agire. Immediata la segnalazione al 118, scatta subito anche quella alla Procura di Padova, come sempre avviene per fatti di tale gravità. Alle maestre il bambino ha raccontato di essere stato picchiato dal compagno della mamma per non aver obbedito ai suoi ordini, un racconto che combacerebbe con le lesioni riscontrate sul suo corpo martoriato, documentate dai sanitari e ritenute incompatibili con cadute accidentali e frutto di percosse con cinghie e corpi contundenti. Il sospetto è che possa essere stato picchiato con cavi elettrici e poi con calci e pugni. Il PM Sergio Dini apre un fascicolo. A testimoniare viene chiamata la mamma, che agli investigatori avrebbe ribadito che il bambino si è fatto male da solo. Nel frattempo viene iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni volontarie il patrigno, un moldavo di 39 anni raggiunto da un provvedimento di divieto di dimora nel comune di residenza del bambino e di allontanamento dalla casa familiare, con il divieto assoluto di avvicinare la vittima e i luoghi frequentati senza autorizzazione del giudice. In ospedale nel frattempo il bambino è stato preso in carico dal reparto, che sta seguendo la vicenda in stretto contatto con i servizi sociali e la costante presenza di personale esperto. Qui per ora non è ammessa neppure la mamma, se non in modo protetto. E a proposito di maltrattamenti in casa, in famiglia, sempre dal Padovano, da Cittadella, arriva la storia di un marito che per 13 anni avrebbe segregato in casa la moglie, più volte maltrattata e percossa. Dopo la denuncia di quest'ultima è stato allontanato da casa dal giudice. La prima volta era finita al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella a fine luglio, la seconda volta a inizio ottobre. È stata in questa occasione che una trentenne originaria del Marocco ha trovato il coraggio di denunciare il marito aguzzino, un connazionale di 38 anni, padre dei 3 figli minorenni. Per 13 anni l'uomo l'avrebbe di fatto segregata in casa, impedendole qualsiasi contatto con l'esterno, picchiandola più volte con pugni emanate sul viso e sulla testa e permettendole di uscire solo per fare la spesa una volta alla settimana. La stessa sorte sarebbe toccata anche alla figlia adolescente. Del fatto è stata informata la Procura di Padova, che ha convocato la vittima, sentita dal PM Sergio Dini. Nei confronti del marito, accusato di maltrattamenti aggravati, è stato emesso dal GIP un ordine di allontanamento dalla casa di famiglia. Questa è la cronaca, torneremo alla cronaca tra pochissimo. Intanto, prima di andare dalla nostra Chiara Gaiani, che vedo pronta da Padova, vi sottopongo quello che è il quesito del nostro sondaggio di oggi in vista di Ring, questa sera come sempre dalle 21:15 in diretta su Antenna 3. Niente pista da bob, è giusto secondo voi? Per rispondere di sì, come sempre 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 26690. Sapete che basta digitare il numero, anche se vi risponderà come fosse occupato, ma il vostro voto, la vostra opinione verrà registrata. Poi stasera, come sempre, nel corso di Ring con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino, in cui questo tema naturalmente verrà approfondito, vedremo anche quale sarà l'esito di questo sondaggio, visto che il tema ha fortemente diviso mondo politico e territori, e poi andremo anche a quelli che sono gli aggiornamenti. Allora, un triste primato, quello conquistato dalla provincia di Padova nel 2022, la peggiore del Veneto per incidenti stradali mortali. Ci colleghiamo con la nostra Chiara Gaiani, che insieme ad Andrea Benetti proprio per commentare questi dati. Buongiorno Chiara. Lina, buongiorno ai telespettatori. Con il collega Andrea Benetti ci troviamo proprio a margine della circonvallazione interna di Padova, che come potete vedere è trafficatissima. In realtà questo è il traffico più o meno che c'è qui tutto il giorno, così come le tangenziali che purtroppo nei giorni scorsi, per la precisione domenica, hanno fatto registrare un'altra vittima, Giancarlo Girardi di 59 anni. Come dicevi tu, nel 2022 la provincia di Padova è stata quella che ha registrato il maggior numero di incidenti, o meglio di vittime sulla strada. Sono state in totale 64, seguita proprio incollata la provincia di Treviso, che ne ha registrate 63. La ripresa del traffico dopo il periodo della pandemia, quindi la ritornata libertà per molte persone con l'auto, con il veicolo, che è proprio stato il simbolo di questo, ma anche poi la mole di traffico che vi stiamo documentando anche in
questo momento. Allora abbiamo cercato di esaminare quali sono i motivi per cui il numero di incidenti è aumentato, soprattutto perché ci sono tante vittime sulla strada nel Padovano, e allora vi proponiamo l'intervista che abbiamo realizzato a Nicola Borotto, vicepresidente dell'ACI di Padova. Poi la linea da Padova può tornare a voi. Sì, è un primato triste, è un primato che fa riflettere. Per più di un motivo. Allora, teniamo conto che Padova non solo è la provincia più popolosa del nord-est, perché con il nostro quasi 1 milione di abitanti, se guardiamo i dati, noi siamo una delle province più ricche d'Italia, ma anche una delle più popolose, sicuramente del Triveneto. La dice lunga perché le arterie che attraversano la provincia e la città sono poi l'origine del maggior numero di incidenti. Noi dobbiamo tener conto che in provincia abbiamo la provincia che è attraversata dalla A4, e quindi Venezia, Milano, Torino, che è attraversata dalla A13, che è attraversata dalla Valdastico, che è attraversata dalla strada statale Romea, insomma dalla Adriatica. Abbiamo qualche sito e qualche nervo scoperto che sarebbe bene metterci tutti attorno a un tavolo per vedere l'origine dei guai che stiamo subendo e che fanno sì che noi abbiamo questo bollettino di guerra. Poi c'è il grande nemico della sicurezza stradale, che è il telefonino. Il telefonino è la distrazione per eccellenza. Questo è uno degli elementi per cui dicevo prima, no, che non rispettiamo più le regole. Allora, una delle battaglie che l'ACI fa, che è duplice peraltro, è far sì di utilizzare il meno possibile il telefonino alla guida, sicuramente, e se fosse possibile di eliminarlo per le patenti professionali. È fuori discussione, è inconcepibile che noi abbiamo autisti, patenti professionali, autisti di autobus, autisti di mezzi pesanti che guidano mezzi da 450 quintali, 440 quintali, autosnodati, autoarticolati, che creano poi a seguito della distrazione incidenti mortali veramente impressionanti. Pensiamo a quello dell'estate scorsa in Corso Australia, che quello è stata una distrazione sicuramente, causa del telefonino, causa della distrazione. Così dunque l'esperto lo avete sentito, e allora andiamo avanti su questo filone purtroppo, perché c'è da registrare davvero di tutto. Un video riprende l'auto che sfonda la vetrina di una pizzeria, questo ci ricorda naturalmente la vicenda di Asolo che vi abbiamo raccontato poco fa. Siamo a Cadoneghe, fortunatamente nessun cliente del locale è rimasto coinvolto ed è successo a Ponte San Nicolò. Poteva avere conseguenze tragiche l'incidente di domenica sera alle 23:30 al locale La Mafaldina di Ponte San Nicolò a Padova. Come si vede dal filmato delle telecamere interne del locale, una vettura, una Lancia Y, piomba dentro la pizzeria abbattendo una vetrata. Nonostante l'ora tarda, all'interno del locale era presente una coppia che stava cenando e fortunatamente è stata solo sfiorata dal crollo della vetrina. La conducente del veicolo è una 28enne di Ponte San Nicolò che per evitare un altro mezzo ha sterzato bruscamente andando a distruggere la vetrata del locale. La conducente dell'auto, subito soccorsa, è apparsa sotto shock ed è rimasta leggermente ferita. Per i due avventori, invece, tanta paura, ma nessuna conseguenza. Danni ingenti, invece, alla struttura del locale, che è stato momentaneamente chiuso per accertarne l'agibilità. E un neopatentato, sempre nel Padovano, ha provocato un incidente ed è scappato. È stato scoperto dalla polizia che gli ha revocato la patente. Ha provocato un incidente ma non si è fermato. È stato individuato questa mattina dalla Polstrada il conducente del furgone che venerdì pomeriggio in via Scardovara a Piove di Sacco ha causato un incidente stradale ed è scappato. Si tratta di un 24enne moldavo. Il ragazzo, forse a causa dell'alta velocità, ha invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi con 3 auto, fortunatamente senza provocare feriti. Poi è fuggito.
Un testimone però è riuscito a descrivere con precisione il furgone e la Polizia Stradale di Padova è riuscita a risalire alla ditta titolare del mezzo e al conducente, un dipendente 24enne dell'azienda. Per fortuna nell'incidente non ci sono stati feriti, ma il conducente, che si era dato alla fuga, è neopatentato e così è stato sanzionato con la decurtazione di 42 punti e la sospensione della patente di guida fino a 3 mesi. Auto in fiamme davanti alla caserma dei Carabinieri di Boara Pisani, paura per 2 coniugi. Le fiamme sono state domate grazie al tempestivo intervento del comandante di stazione che si è accorto del rogo guardando casualmente il monitor che riproduce le immagini del circuito di videosorveglianza. La coppia, che era all'interno dell'auto, spaventata, è scesa per cercare riparo ed è stata immediatamente raggiunta dal maresciallo che con un primo estintore recuperato in caserma ha cominciato a spegnere le fiamme che nel frattempo si erano dipanate dal cofano. Quindi vedete le immagini, tanta paura, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. Rimaniamo nel filone sicurezza. Allora, abbiamo parlato di bus, abbiamo accennato ai funerali oggi pomeriggio a Vazzola di Alberto Rizzotto. In seguito a quello che è accaduto a Marghera e poi all'ennesimo incidente di sabato sera di Mestre, dove un altro bus elettrico della medesima società della strage del Cavalcavia, la Linea, è finito fuori strada a quanto pare per un malore del conducente, ma il Comune di Venezia ha sospeso comunque il servizio a titolo precauzionale. Ecco, da Padova arriva la notizia che anche lì si compiranno delle verifiche autobus elettrici nel mirino dei controlli dopo naturalmente gli incidenti nel veneziano, e quindi andiamo a vedere. Dopo la strage del Cavalcavia e l'incidente di sabato sera a Mestre che ha coinvolto 2 autobus elettrici Yutong in uso alla società di trasporti La Linea, c'è cautela da parte delle amministrazioni comunali che utilizzano nella loro flotta di mezzi del trasporto pubblico bus elettrici. Le verifiche anche a Padova sono scattate all'indomani della tragedia del Cavalcavia di Mestre, costato la vita a 21 persone. Nella flotta di 550 mezzi in città sono presenti solo 2 autobus della casa produttrice cinese. Sono in servizio da 2 anni e fino ad oggi, secondo i report dell'amministrazione comunale, non hanno mai dato problemi. Bus Italia, già dopo l'incidente del Cavalcavia di Mestre, per scrupolo li ha fermati e sottoposti a ulteriori controlli. In servizio a Padova ci sono diversi bus elettrici, gli Yutong, i bus che oggi tutti discutono, ne abbiamo 2. Bus Italia ha deciso di fermarli in maniera precauzionale dopo l'incidente di Mestre. Sono bus che in realtà già da un paio d'anni non hanno mai dato particolari problemi, sono già stati fatti delle ispezioni e tutto è assolutamente nella norma. Bus Italia dice che comunque attenderà ulteriori indicazioni su quanto emerge dopo l'indagine di Mestre per continuare, per rimetterli su strada. Una verifica che si è conclusa positivamente senza rilevare alcun malfunzionamento, ma in attesa di conoscere gli esiti delle perizie disposte dalla Procura nell'ambito dell'indagine sulla strage di Mestre, sono comunque sospesi dal servizio e non sono in circolazione. Nella flotta padovana sono presenti altri 5 bus elettrici in circolazione dal 2018, prodotti però da un'azienda diversa dalla Yutong. In qui il tema dei mezzi naturalmente che vanno verificati, e poi c'è anche quello delle condizioni in cui lavorano gli autisti, visto che l'incidente di Mestre in via Carducci di sabato sera sarebbe stato legato a un malore del conducente. I sindacati del trasporto pubblico denunciano che gli autisti sarebbero costretti a turni massacranti con paga da fame, dicono. Spunta tra l'altro un terzo incidente con un mezzo elettrico della Linea avvenuto a giugno sulla Romeo. Nel settore TPL ormai è diventato una cosa impossibile continuare questo mestiere. Negli anni le condizioni sono sempre più peggiorati i turni con aumenti di ore effettive di guida, con turni, soprattutto turni spezzati in 2 riprese, in una ripresa tradotto in 2 pezzi o in 3 pezzi addirittura,
quindi su nastri lavorativi che arrivano a 10-12 ore ed oltre. Commentando l'incidente avvenuto sabato sera in via Carducci a Mestre, i sindacati denunciano le condizioni in cui lavorano gli autisti di questi mezzi in generale e chiedono ora più che mai un intervento. La responsabilità che ha un autista con centinaia di persone, pensate, su un turno è stato calcolato che un autista possa trasportare 15.000 persone tra chi sale e chi scende. Pensate la responsabilità che basta un secondo, una piccola distrazione, una frenata, un pedone che ti attraversi, cosa può succedere? Non può essere che gli autisti continuino a lavorare e correre ovviamente per rispettare la tabella di marcia. Pensate che ci sono quasi tutte le società non offrono servizi, non ci sono bagni, non c'è la possibilità di mangiare un panino con tranquillità. Le richieste sono chiare. Si deve riflettere sul carico lavoro, su dar ferie ai lavoratori che ultimamente non danno ferie per sopperire la mancanza di personale e cercare appunto di migliorare la vita lavorativa con la vita familiare. E mentre si attende l'esito finale dell'autopsia sul corpo di Rizzotto e degli esami tecnici su scatola nera e guardrail, emerge la notizia di un terzo incidente avvenuto lo scorso giugno lungo la Romea, che coinvolgerebbe ancora un autobus elettrico della società La Linea. Un tamponamento senza feriti, ma in quell'occasione l'autista dichiarò in azienda di aver registrato un problema al sistema di frenata assistita. Solo che non fu creduto e il rapporto di lavoro venne interrotto alla scadenza del contratto a termine. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, torneremo tra poco per riparlare di pista da bob. Eccoci di nuovo in diretta da studio, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata. Allora, prima di ricominciare dai servizi vi ricordo il sondaggio di oggi che vi proponiamo sulla pista da bob che non si farà più a Cortina d'Ampezzo. Siete d'accordo? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690. Allora dicevamo che questo annuncio del presidente Malagò naturalmente ha spaccato la politica ma anche l'opinione pubblica su questa vicenda, in particolare tra chi auspicava anche tra le categorie economiche questo maxi intervento che avrebbe portato naturalmente lavoro e una serie di ricadute nel nostro territorio, oltre che naturalmente le gare previste per i giochi invernali del 2026, e chi invece lo riteneva inutile, soldi mal spesi, oltre 120 milioni di euro e con un impatto ambientale eccessivamente rilevante. Allora fioccano naturalmente anche oggi i commenti e le reazioni su questo. Con il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi che, commentando il caso, ha detto: il governo non decide dove fare le gare perché quella è una prerogativa della Fondazione Milano Cortina in accordo col CIO. Il governo dolorosamente ha preso una decisione relativa agli investimenti, ovvero non poter aggiungere altri 60 milioni a quello già previsto. Ci sembrava inopportuno. Questa decisione chiaramente porta più verso piste che già esistono piuttosto che a costruire piste o a rigenerarne altre già esistenti. Ha spiegato: è un fatto oggettivo ma a volte si fa confusione. La decisione di dover fare le gare di bob non spetta al governo, e ribadisce alla fondazione. Credo di dovermi interrompere su questa disamina sulle piste perché vedo già pronto in diretta il nostro Filippo Fois da Venezia, perché il capoluogo lagunare ha un altro primato non particolarmente positivo da segnalare, vero Filippo? Buongiorno a te e al rappresentante della CGIL che vedo inquadrato. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. No, il primato è veramente molto grave, anche perché si manifesta con delle proporzioni impressionanti. Stiamo parlando degli sfratti, ebbene in Veneto, Venezia è la capitale, possiamo dire regionale, degli sfratti, tra l'altro staccando di parecchio Verona, che è la seconda classificata, per così dire. Sì, buongiorno a tutti, è proprio così. Purtroppo il territorio metropolitano di Venezia è la capitale degli sfratti del Veneto. Uno sfratto su 3 riguarda il nostro territorio, sia
sia nelle richieste che anche nell'esecuzione di sfratti. 1900 sono le richieste e circa 800 gli sfratti eseguiti. Questi numeri sono significativi anche perché vengono dopo il blocco imposto dalla fase pandemica, dal Covid, e ci segnalano un'emergenza sociale nel nostro territorio, nell'area metropolitana, molto grave, che dal nostro punto di vista va assolutamente affrontata. Ecco, Daniele Giordano, segretario generale della CGIL di Venezia, non so se l'avevo presentata anche con il titolo. Voi vi siete domandati per quale motivo a Venezia questo fenomeno si manifesti con questa forza? Ma chiaramente il fenomeno è molto serio e possono essere molteplici i motivi che determinano questi numeri. Noi crediamo che da un lato ci sia un problema salariale delle famiglie, la difficoltà nel pagare gli affitti, e quindi anche da questo punto di vista rivendichiamo al governo di rifinanziare il fondo per la morosità incolpevole, proprio per coloro che perdono il lavoro, perdono il reddito e quindi rischiano anche di perdere la casa. Questo strumento è assolutamente necessario, come è necessario finanziare il fondo per gli affitti. Poi certo c'è una scelta anche dei proprietari che si rivolgono al mercato turistico che è maggiormente redditizio dell'affitto alle famiglie e non riguarda solo la città storica, la città d'acqua di Venezia, ma riguarda ormai tutta l'area metropolitana e il litorale. E lo fanno sia in termini di redditività, ma anche perché hanno la paura che le famiglie non siano in grado di pagare gli affitti. Allora da questo punto di vista noi diciamo serve incentivare il canone concordato. Serve incentivare il canone concordato perché è da un punto di vista fiscale vantaggioso per i proprietari e dall'altro ha dei canoni appunto calmierati per gli inquilini. E serve anche mettere in campo strumenti di garanzia per gli affitti, cioè se noi vogliamo evitare che la rendita immobiliare diventi l'unico strumento in cui i proprietari credono, dobbiamo fare in modo che le istituzioni siano al fianco dei proprietari immobiliari e che incentivino la possibilità di affittare a famiglie e lavoratori, anche perché sennò rischiamo da questo punto di vista che lo spopolamento del nostro territorio continui. Ecco, un dato piuttosto impressionante che è stato reso noto da Federalberghi a livello nazionale è che a Venezia ci sono 5.050 turisti per chilometro quadrato, non turisti giornalieri ma proprio turisti che soggiornano in città. Peraltro Venezia è al momento l'unica città, l'unico comune che potrebbe regolamentare le affittanze brevi. C'è il famoso emendamento Pellicani che era stato approvato nell'ultimo scorcio della precedente legislatura, che però non è mai stato, messo in pratica. Non c'è dubbio, Venezia potrebbe attuare il regolamento, non lo fa e questa è una scelta, una responsabilità evidentemente di questa giunta che sceglie di non controllare il fenomeno. L'unica scelta rimane il famoso ticket d'ingresso che come sappiamo non ha alcun effetto se non quello di fare cassa, quindi da questo punto di vista gli strumenti di regolazione del turismo non vengono messi in campo. Allora nessuno è contro l'economia turistica, ma i dati ci dicono che anche il lavoro che in questo momento produce questa economia è un lavoro stagionale e precario con redditi molto bassi. Allora se l'economia turistica vuole essere uno dei pilastri del nostro territorio, dell'economia del nostro territorio, deve da un lato tutelare la cittadinanza, coloro che in questo territorio continuano a voler vivere, e dall'altro garantire salari e occupazione dignitosa e vera ai lavoratori. Grazie a Daniele Giordano, segretario generale della CGIL di Venezia. Lì noi ti restituiamo la linea. Grazie a tutti e due, grazie ai colleghi per questo collegamento da Venezia, dunque ennesimo primato non proprio positivo abbiamo detto per Venezia. E a proposito di Venezia, allora noi torniamo sulla pista da bob tra poco perché anche il tema, lo abbiamo detto, del nostro sondaggio di oggi. Mi fermo un attimo e apriamo una parentesi proprio su Venezia perché vedo collegata, e la ringrazio, Monica Poli di Cittadini Non Distratti. Buongiorno Monica, benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora Monica, Venezia l'ha sentito, continua a collezionare numeri non proprio buoni per il suo futuro, no? Ha sentito parlare di sfratti e poi naturalmente lei siete impegnati anche in quello che è tutto il tema della tutela di residenti e turisti sul fronte dei borseggi. In questo senso però pare che troviate 1000 ostacoli. L'ultimo qual è? Ce lo racconta? Praticamente l'ultimo che c'è stato chiuso TikTok, il sito dove noi pubblicavamo i vari personaggi mentre cercavano o tentavano di borseggiare, facendo sempre la nostra azione di disturbo. Ecco, questa non era la prima volta, però questa volta ce l'hanno chiuso, la motivazione molestie e bullismo nei confronti di queste persone.
Ecco, che noi lo messaggio lo troviamo. stiamo vedendo, Monica, che voi avete messo proprio su TikTok, no, per far presente questa cosa. Hanno chiuso l'account Cittadini Non Distratti e quindi un appello a riaprirlo di fatto, è così? Sì, quello lì era un messaggio che avevamo messo ancora un paio di mesi fa, quando c'era stato chiuso il Cittadini Non Distratti, perché c'è stato chiuso il Cittadini Non Distratti 1 definitivamente all'inizio. Noi avevamo aperto il 2 e poi anche lì chiuso, abbiamo aperto un terzo, però era stato riaperto il 2, 2 o 3 volte, chiuso e riaperto. Adesso chiuso definitivamente. Cioè, noi siamo sconcertati perché, cioè, visto quello che gira in TikTok, perché gira di tutto, chiudere un nostro account dove noi segnaliamo questi borseggiatori è assurdo, è completamente assurdo, anche perché ci sono altri account di persone che fanno il nostro stesso diciamo tra virgolette lavoro, azione di disturbo, e questi sono rimasti aperti. Ci chiediamo il perché, da chi è venuto, cioè siamo sconcertati, siamo veramente sconcertati. Certo, Monica, ma allora viene meno anche quello che può essere un'utilità una volta tanto di social come questi, o no? Certamente, cioè, non ci si spiega il motivo, anche perché noi abbiamo sempre fatto questo per tutelare i turisti e persone fragili, persone con disabilità, perché sono le prime che vengono borseggiate. E diciamo che abbiamo anche aperto un vaso di Pandora, perché come abbiamo iniziato noi, anche se qualcosa già in rete c'era, si sono mossi tutti i comitati anche a livello europeo, perché questo fenomeno, non dimentichiamolo, sia a livello italiano ma anche a livello europeo. E sono organizzazioni criminali, cioè. Certo, perché? stiamo vedendo tra l'altro le immagini, Monica, no, di tutta l'eco, il clamore che ha avuto anche questa vostra azione, in particolare così anche le modalità che lei ha scelto per sottolineare il problema, che sono state riprese da tutto il mondo, no? Visto che Venezia è sotto gli occhi del pianeta intero naturalmente, e questo appunto aveva dato, immaginiamo, così un beneficio, ma poi c'è anche chi dice attenzione che si crea per la città un'immagine sbagliata. Non si crea un'immagine sbagliata per la città, perché diciamocelo chiaro, queste cose accadono da parecchi anni, ecco, ed eravamo sui giornali, perché basta andare a vedere, ed è tutto in internet, le recensioni che c'erano anche da parte dei siti americani. Quando venivano borseggiati i turisti, le recensioni verso Venezia erano pessime. Ecco, noi abbiamo solo allertato e questo, cioè, poi si vede cosa sta succedendo anche nelle altre città. Purtroppo è un fenomeno che negli ultimi anni si è ingigantito e non è stato fatto niente, perché non è un fenomeno di 7-8 mesi, questo è un fenomeno che è da anni e mai nessuno si è posto il problema. Ecco, noi l'abbiamo tirato fuori ed è giusto, ecco, e ci sembra giusto proprio per tutelare tutti. Certamente. Ecco. Senta Monica, ma allora questa chiusura, no? Lasciamo stare che è un social, per carità, non è un'autorità o un ente istituzionale, ma questa chiusura è l'ennesima giustizia al contrario, chiamiamola così, no? Cioè si punisce in qualche modo voi che invece vorreste mettere in guardia i cittadini. Esatto, cioè questa è proprio, diciamo, stanno tutelando
l'illegalità. Ecco, stanno tutelando questi ladri. È ora di finirla. Noi abbiamo tanta solidarietà da parte di tantissima gente, perché ricordiamo che noi abbiamo sempre 2 canali aperti, che sono Instagram e Facebook. E come si è sparsa la voce, ecco, abbiamo avuto tantissimi messaggi di solidarietà per questa cosa che è accaduta. E le dico, cioè, qui va tutto all'incontrario. Tutto all'incontrario. E quello che mi stupisce è che c'è ancora gente che difende queste persone. Ma ci rendiamo conto che difendono l'illegalità? Qui sta passando un messaggio totalmente sbagliato. Rubare è lecito, lavorare è illegale. Questo sta passando. Noi siamo stufi. Cioè, ci troviamo anche, ci troviamo veramente spiazzati su questa cosa. Noi abbiamo le forze dell'ordine che hanno le mani legate. Cioè, hanno portato in questi ultimi anni che le forze dell'ordine hanno le mani legate. E la magistratura ci mette anche del suo. Certo, senta Monica, mi dica un'altra cosa. Su questo fronte su cui voi siete impegnati, che estate è stata a Venezia, visto che c'è stato un ritorno massiccio, ma a dir poco massiccio, di turisti, eccetera? Allora, innanzitutto noi dobbiamo ringraziare il prefetto di Bari e anche le forze dell'ordine, perché c'è stata una task force riguardo verso questi borseggiatori. Ecco, molti sono stati identificati, molti sono stati arrestati, ci sono stati fogli di via, DASPO, però il problema è un altro. Cioè, questi non rispettano niente. Questi, cioè, noi vediamo che questi borseggiano davanti alla stazione dei carabinieri. Questi non gliene frega niente. E questo è assurdo. È assurdo. Qui la riforma Cartabia sulla depenalizzazione dei reati deve assolutamente cambiare, perché siamo alla follia. Io ripeto, cioè noi cittadini non distratti ripetiamo grazie al prefetto che si è smobilitato, però adesso c'è un ritorno, perché non ci sono solo le donne borseggiatrici che in questo momento sono in forma minore. Qui ci sono bande di uomini, perché degli uomini se ne è parlato poco. Uomini che sono anche residenti a Mestre. Questi si sono quintuplicati. Domenica all'Accademia c'era una banda di 20 borseggiatori. 20. Alcuni erano stati arrestati quest'estate, quindi presumo che abbiano fogli di via DASPO e sono nel nostro territorio, e noi allertiamo subito le forze dell'ordine, perché noi allertiamo, però come arrivano loro si sono già spostati, perché adesso queste bande di uomini si sono spostate tutte zona Accademia, San Polo, Santa Croce, e alla sera e alla sera in Piazzale Roma è un disastro. Noi sono mesi che lo diciamo, è un disastro, perché verso le 5:30, 6 di sera lo sanno tutti i commercianti che sono in zona lì, e loro tra autobus e pontili è terra loro. Senta Monica, mi dica un'ultima cosa. Allora, rispetto anche al vostro profilo TikTok, insomma, ai vostri strumenti con cui cercate di arrivare a sensibilizzare i cittadini, qual è il vostro auspicio adesso? Allora, noi ci stiamo facendo, cioè il nostro speech è che il ministro Nordio metta mano a questa riforma Cartabia,
che non l'ha fatta lui, perché è stata fatta nel governo precedente. Cioè, è sbagliata, ma è stato detto anche dagli stessi politici. E noi ci chiediamo il perché. Perché? Perché non esiste solo la questione dei borseggi. La depenalizzazione dei reati è un po' su tutto e lo stiamo vedendo, cioè stiamo vedendo cosa sta succedendo nelle città. Si deve punire. Si deve punire. Le forze dell'ordine devono essere in grado di agire, non arrivare a un certo punto e poi per questa riforma bloccarsi. È sbagliato. I cittadini pagano le tasse e la sicurezza deve essere garantita. Certo. Ecco. Non che ogni volta, perché qualche riforma viene fatta e poi bloccata, perché leggiamo in tutti i giornali. Era stata fatta una legge contro le borseggiatrici incinta, bloccata. Ci sono borseggiatrici che devono scontare 20 anni. Ma stiamo scherzando? Monica, grazie mille per questo suo intervento, per questa sua diretta. Ci mancherebbe, speriamo insomma che questa situazione si sblocchi e intanto ci tenga aggiornati naturalmente sulle vostre attività, le attività di cittadini non distratti. Grazie. Sicuramente, grazie, arrivederci. Grazie per questo collegamento in diretta. Allora, torniamo sulla pista da bob, abbiamo detto, sugli aggiornamenti che ci sono, perché stanno intervenendo un po' tutti, vedete in sovraimpressione quello che è il sondaggio di oggi, stanno intervenendo un po' tutti su questo tema. Perché non organizzare le gare di bob in Piemonte dove c'è la pista delle Olimpiadi invernali di Torino? Sarebbe un peccato non gareggiare in Italia, non perdiamo questa occasione, io sto dalla parte del Piemonte. Lo ha scritto su Twitter il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, tweet rilanciato anche da un altro componente azzurro del governo che è Paolo Zangrillo. Sono pienamente d'accordo, ha affermato il ministro della pubblica amministrazione. Non possiamo assolutamente perdere questa importante opportunità per il Piemonte e per l'intero paese, perché appunto l'obiettivo adesso è quello di cercare di non cedere all'estero le gare relative al bob e alle discipline attinenti, ma di mantenerle in Italia, anche se la pista a Cortina non si realizzerà più. D'altro canto il senatore e segretario regionale del Partito Democratico del Veneto Andrea Martella ha formalizzato la richiesta di audizione dei ministri Salvini e Abodi in Commissione Lavori Pubblici al Senato per conoscere lo stato di avanzamento di tutte le opere e gli interventi previsti per lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Chiaramente questa vicenda del bob ha spinto anche le forze di opposizione a chiedere naturalmente chiarimenti. Allora andiamo a ripercorrere quello che è successo in queste ultime ore con l'annuncio dato dal presidente del CONI Malagò, considerato uno schiaffo alla regione, e la replica del governatore Zaia. È finita come si poteva immaginare, non da ieri ma da almeno un anno, quando l'aumento del costo delle materie prime e le tempistiche facevano tremare le vene e i polsi. Cortina non sarà la sede delle Olimpiadi invernali per le gare di bob, slittino e skeleton. L'annuncio, che da giorni si attendeva, è arrivato stamattina dall'altra parte del mondo. Dall'India il presidente del CONI Giovanni Malagò a Mumbai per la sessione del CIO ha riferito di aver avuto la comunicazione ufficiale dal governo. Meloni e C non intendono proseguire con il progetto per la costruzione dello sliding center a Cortina. Le motivazioni ufficiali della sentenza ferale per Cortina, il Veneto e il sistema paese, come nella migliore tradizione giuridica, non sono ancora state rese note. Quel che si sa è che la decisione è stata condivisa dal CIO, che per bocca dello stesso suo numero 1, Thomas Bach, non ha mai fatto mistero sui dubbi relativi alla sostenibilità dell'opera. Ed era da tempo chiaro a tutti che lanciarsi nella costruzione della nuova Eugenio Monti sarebbe stata una missione impossibile. Tra ritardi e costi clamorosi naufraga nel peggiore dei modi il sogno del bob olimpico, non solo per Cortina ma per l'Italia, visto che per le gare bisognerà emigrare all'estero, in Austria forse, o forse in Svizzera, si vedrà. Per molti uno schiaffo alla regione del Veneto, che fa più male perché arriva dal governo amico. Che oggi, se sarà confermata, immagino di sì, non lo so, cercheremo di capire meglio questa decisione
noi porremo una questione che è una questione non irrilevante, che chiediamo la redistribuzione delle venie olimpiche. Significa che le discipline olimpiche che oggi sono diciamo in maniera molto schematica e solida distribuite tra l'area dolomitica e la Lombardia deve essere assolutamente ridisegnata. Non è un tabù, visto considerato che accade un po' in tutte le Olimpiadi, che fino all'ultimo istante la certezza di dove si svolgeranno le gare non c'è, e quindi noi chiediamo, qualora il bob non ci fosse più, di ridisegnare la distribuzione delle gare. Così il presidente Zaia: non possiamo pensare che le Olimpiadi a Cortina saranno le Olimpiadi meno il bob. E a questo punto, se non ci sarà il bob, dovremmo ragionare su quante discipline delle Olimpiadi invernali si faranno a Cortina. Semplice, molto semplice. No, non è che è tutto mummificato, visto che vedo che c'è qualcuno che esulta perché il bob non ci sarà più, vorrà dire che faranno un sacrificio a darci qualche disciplina olimpica. Una scelta intempestiva l'ha definita il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, un'occasione sprecata per la numero 1 degli industriali Lorraine Berton. Il tam tam della notizia ha causato reazioni a raffica, ovviamente di segno opposto. La mancanza della pista da bob riduce, lo sapevamo già da prima, allo sci alpino femminile e al curling le manifestazioni sportive che si svolgono qui a Cortina. Belluno non deve essere sicuramente dimenticata, anzi il nome non deve essere solo sulla scritta Milano-Cortina. Una scelta intempestiva, ora al lavoro per valorizzare Cortina nell'evento olimpico, lo afferma il presidente della provincia Roberto Padrin dopo la decisione del governo fuori tempo massimo. La sua è la prima di una lunga serie di prese di posizione alla notizia del dietrofront sulla Eugenio Monti 2. Un colpo in linea assestato da lunga distanza per chi in fondo si faceva cullare dal sogno. È stato fatto un passo falso, un'occasione sprecata, afferma la numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti Berton, che insiste sul nodo prioritario delle infrastrutture, mentre per il suo omologo veneto Enrico Carraro le parole di Malagò pesano come pietre, sono una sconfitta per tutto il paese. Sinceramente è una decisione che mi lascia stupito, perplesso, anche perché portare all'estero una parte delle Olimpiadi la trovo assolutamente discutibile. Lascia molta preoccupazione e anche un po' perplessi questa scelta. Vedremo le motivazioni, vedremo anche quale sarà la scelta definitiva che verrà messa a terra. Dispiace moltissimo, purtroppo le gare che sono state fatte hanno visto l'assenza di partecipanti. Il tema, lo dico da assessore al lavoro, dei costi delle materie prime, del problema anche delle persone da impegnare è stato ben più grave del dovuto, e questo sta rappresentando ovviamente una grossa difficoltà per poter proseguire. E poi ci sono i commenti di segno decisamente opposto, una decisione di buonsenso per Alleanza Verdi e Sinistra. Il PD con il segretario regionale Martella chiede al ministro Abodi di riferire in Parlamento. Di figuraccia internazionale parla il segretario provinciale dei Dem Alessandro Del Bianco, mentre il segretario della CISL Paglini chiede la conferma degli investimenti sul territorio. Il Veneto che vogliamo con la consigliera Elena Ostanella chiede a Zaia di spiegare in aula e di assumersi le responsabilità. Sulla stessa linea la consigliera Cristina Guarda di Europa Verde. La Regione ha previsto ancora quest'anno un indebitamento di 85 milioni per le prossime Olimpiadi. Vogliamo sapere per cosa questi soldi la Regione andrà a spenderli. E poi la voce del Comitato Civico di Cortina. Oggi è una bella giornata per Cortina e siamo felici perché abbiamo fatto un lavoro, sono 2 anni che cerchiamo di lavorare ai fianchi e dopodiché anche andando in piazza. E nel tardo pomeriggio di ieri era arrivata anche la nota ufficiale del sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, che avendo appreso la notizia si è dichiarato dispiaciuto, deluso, preoccupato. Ora però ha scritto: dobbiamo guardare avanti, l'era delle chiacchiere è finita e Cortina si aspetta azioni concrete e risultati tangibili, e siamo pronti a lavorare per garantire che questa Olimpiadi possa cominciare a prendere forma e a contribuire al benessere, dice, della nostra comunità. Fondamentale per l'amministrazione che si completi la ricomposizione ambientale della vecchia pista da bob, così come il percorso culturale. In secondo luogo, Cortina sosterrà la richiesta del presidente Zaia per la ridistribuzione delle specialità e che ciò accada, scrive il sindaco, il prima possibile. Ci fermiamo per un altro veloce break, torneremo tra poco con altri collegamenti e altre notizie di cronaca.
Riprendiamo la linea per questa nostra diretta di oggi, prima edizione di Antenna 3. Oggi 17 di ottobre, che vi ricordo essere la giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione. A tutti i cattolici, a tutte le diocesi, la presidenza della CEI ha chiesto di pregare, raccogliersi in preghiera oggi per la pace, naturalmente dopo quello che abbiamo visto, le immagini e le azioni di guerra arrivare dalla Terra Santa, Israele e la Palestina. Allora anche le diocesi di Treviso hanno accolto questo appello. La diocesi di Treviso ha voluto invitare alla preghiera, un momento di raccoglimento nelle funzioni di domenica, mentre proprio oggi a Motta di Livenza invece, lo vedete, alle 20:30 al santuario della Madonna dei Miracoli, alla presenza del vescovo Corrado Pizziolo, Monsignor Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto, rosario e invocazioni intitolato Pace per Gerusalemme, per consegnare a Dio, dice la locandina, la nostra sete di pace, di giustizia e di riconciliazione. Quindi in occasione di questa giornata l'appuntamento appunto alle 20:30 in santuario a Motta di Livenza per riunirsi tutti assieme in momenti di preghiera e naturalmente di riflessione su quello che sta capitando. Fatti che naturalmente, lo abbiamo visto, purtroppo mettono molta preoccupazione non solo per quello che accade nei luoghi in cui si combatte di fatto, ma anche per chi deve viaggiare, spostarsi, perché abbiamo visto purtroppo che in Francia l'allerta è stata alzata sugli obiettivi sensibili e non solo, per il rischio di attentati da parte di estremisti, essendo stati chiamati a queste attività criminali anche nei territori, e in Belgio quello che è successo ieri sera a Bruxelles. Allora, i colleghi di Bassano del Grappa sono andati a chiedere ai bassanesi e anche ai turisti in città davvero se sentono questa preoccupazione e questo timore nello spostarsi. Sentiamo. Alla luce anche delle notizie che sono arrivate ieri da Bruxelles con gli attentati e insomma dagli allarmi che comunque si sono segnalati anche nei giorni scorsi a Parigi, le chiedo, lei si sente al sicuro? Affronterebbe un viaggio magari all'estero in questo momento? Essere sincera, proprio no. Non mi sento al sicuro neanche qua a Bassano, perché la gente sembra tutta impazzita. Ci sono dei malesseri che vengono alla luce così con questi atti estremi, no? Lì per un fatto di religione, qua per un fatto magari di insoddisfazione, quindi sono molto preoccupata, specialmente per il futuro e per i miei nipoti, perché i figli ormai sono grandi, ma i miei nipoti sì, sono molto preoccupata. Qui vi sentite al sicuro? Cioè, nel senso, lei anche per i viaggi, per spostarsi, si sente al sicuro in questo momento? Assolutamente no, in questo momento non mi sento proprio sicuro. Quindi eviterebbe magari viaggi, magari anche in Europa o all'estero? Certamente in questo periodo sì. Specialmente in Francia, così è un po' rischioso. Adesso come adesso è un po' pericoloso dappertutto. Lei comunque è venuto qui a Bassano in visita, non ha avuto paura, diciamo, di spostarsi? No. Qui no, almeno spero che non succeda niente, però non credo, però non si sa mai. Ho visto anche ieri sera là in Belgio, no? Là, non so, quello là che ha ammazzato due tifose al giorno d'oggi. Nelle città c'è da aver paura, penso. Vi sentite al sicuro? È un momento giusto per viaggiare? Come si vive questo momento? Beh, un po' male, perché hai sempre paura di trovarti in un frangente del genere, però insomma qua da noi siamo veneti anche noi, ecco, ci sentiamo un po' sicuri, insomma, ecco. Io vorrei la possibilità di potermi difendere in quel momento lì. Quello che ha sparato Siro, avevo la possibilità e lui restava lì. Non andava via. Che clima si respira un po' in questo momento qua? C'è un po' di timore, soprattutto magari nell'affrontare viaggi all'estero?
All'estero cerchiamo di evitare le zone quelle che sono già destabilite, che non sono sicure, bisogna sempre informarsi prima di partire, informarsi bene, però il voglia di viaggiare c'è sempre, perché per noi la cultura, sapere, guardare, conoscere è una cosa che ci manca perché ci piace, anche nelle piccole zone, nei piccoli paesi, noi ci piace molto guardare, conoscere la cultura e soprattutto i posti belli che abbiamo, sono troppo belli per non darli a vedere. Ora una notizia che arriva dal veneziano. A luglio aveva creato il caos in Riviera 20 settembre a Mestre, facendo volare tavolini e sedie e prendendosela col proprietario di un locale. Lo ricorderete questa vicenda, c'era anche un video se ben ricordo. Poi era fuggito dal CPR di Gradisca di Sonzo a Gorizia, dove era stato accompagnato dalle forze dell'ordine. 3 mesi dopo un 18enne tunisino è stato intercettato dalla Guardia di Finanza di nuovo a Mestre, nei pressi della stazione ferroviaria. Il giovane, riconosciuto dai Baschi Verdi, è stato bloccato e portato in caserma nella serata di ieri. Al termine delle formalità di rito sarà portato al CPR di Roma. Un'altra sua fuga risale ad aprile. Lavoro, purtroppo super lavoro per le forze dell'ordine. Tra l'altro, rispetto a quello che dicevano i bassanesi, andiamo sul sito del Corriere della Sera perché al di là della vicenda relativa all'attentato in Belgio, l'abbiamo sentito accennare dagli intervistati con la polizia, ve l'avevo detto prima che ha ucciso l'attentatore, era al bar, la segnalazione con una telefonata, ma il Corriere dà conto anche di un'operazione antiterrorismo a Milano con 2 arresti e secondo i PM si tratta di un cittadino egiziano e di un italiano di origine egiziane che lavoravano nel settore delle pulizie, sono dell'ISIS, minacce a Meloni. Uno avrebbe indottrinato l'altro, trovato un giuramento scritto di fedeltà all'ISIS, soldi alle vedove dei morti in guerra, per cui vediamo insomma che c'è grande attenzione, grande allerta su queste vicende e il Corriere TV Live qui ha proprio la diretta della conferenza stampa che sta tenendo l'antiterrorismo a Milano su questa vicenda. Terrorismo che sappiamo che si può così introdurre, inserire nelle nostre vite in molti modi. C'è il tema della cyber security per le aziende che abbiamo approfondito in queste ore. Anche le aziende venete sono di fatto sotto attacco degli hacker, ma questo è collegato anche al conflitto tra Russia e Ucraina che va avanti da più di un anno. I numeri sono in aumento di questi attacchi. Confindustria Veneto Est ha stretto un asse con l'Università di Padova per informare le aziende, ma i dati sono davvero impressionanti. Tante aziende non sanno neanche di essere sotto attacco, perché l'attacco può essere caricato sui server delle aziende e poi fatto sviluppare più tardi o quando l'attaccante ha bisogno. Secondo noi almeno 3 o 4 aziende su 10 in questo momento sono o sotto attacco o stanno per essere attaccate. Aziende venete sotto attacco cyber. Secondo i dati di Confindustria, Veneto Est ha già subito un attacco almeno un terzo delle imprese del Veneto. Aziende che, spiega Giannello Piccoli, presidente gruppo Information Technology di Confindustria Veneto Est, per la dimensione anche piccola non hanno conoscenza né fondi per tutelarsi. I pirati informatici cercano soldi puntando a danneggiare aziende che generano servizi come quelle sanitarie o criptando dati e bloccando i server dei privati dietro richiesta di riscatto. L'attacco viene fatto da società che sono dislocate in paesi tipo Russia, Cina, Pakistan, India, dove lo stipendio di una persona è di 40, 50, 80 dollari al mese e con un attacco possono portare a casa 10 volte tanto minimo in Bitcoin. L'emergenza ha spinto Confindustria a realizzare con l'Università di Padova un documento che presto sarà pubblicato online per aiutare le aziende a diventare più consapevoli. Come prevenire e come gestire un attacco? La nuova frontiera del pericolo cyber oggi si chiama anche intelligenza artificiale. I dati di un'azienda possono fare ancora più gola. Se io possiedo i dati di un'azienda posso veramente fare del male a quell'azienda o creare veramente un concorrente in pochissimo tempo di quell'azienda. Quindi evangelizzare, creare eventi, creare strutture che possano far capire cosa succede e cosa può succedere con un attacco di un hacker.
Da un caso nazionale, internazionale come quello di cui stavamo parlando, la vicenda appunto dell'attacco terroristico, a un caso che è salito alle cronache italiane, passa anche da Padova la polemica politica che vede contrapposti l'operato del giudice catanese Iolanda Apostolico e il governo. Sappiamo che c'è il tema immigrazione sullo sfondo di questo scontro. Apostolico l'anno scorso testimoniò in tribunale a Padova, dove il figlio era imputato per aver preso parte a degli scontri avvenuti tra polizia e centri sociali nel 2019. A fomentare la polemica sulla giudice del Tribunale di Catania, Iolanda Apostolico, la prima ad opporsi al decreto Cutro non convalidando il trattenimento di alcuni migranti nel centro di rimpatrio, ora non sono i video in cui la si vede manifestare nel 2018 al molo di Catania per chiedere lo sbarco dei migranti bloccati dall'allora ministro dell'Interno Salvini sulla nave Diciotti, ma la sua testimonianza in tribunale a Padova nel processo che vedeva coinvolto il figlio Francesco Moffa, imputato per gli scontri avvenuti il 29 marzo del 2019 nella città del Santo durante una contromanifestazione dei centri sociali per protestare contro il corteo no aborto indetto da Forza Nuova. Il figlio della giudice Apostolico, insieme ad altri attivisti dei centri sociali, aveva partecipato alla contromanifestazione culminata negli scontri con la polizia in via Oberdan sotto le finestre del comune di Padova. Una decina di manifestanti finì a processo perché si contarono dei feriti tra le forze dell'ordine, ma tutti i manifestanti vennero poi assolti. La giudice Apostolico venne convocata come testa a Padova e testimoniò nel processo che vedeva imputato il figlio. Il ragazzo, poco dopo gli scontri, infatti aveva chiamato la madre e le aveva inviato un video delle foto di un'amica ferita e di un suo ematoma alla gamba. In aula a Padova Apostolico testimoniò dicendo che il figlio le riferì che la polizia aveva usato violenza sui manifestanti. Questo nuovo episodio che riguarda la giudice Apostolica ha buttato benzina sul fuoco della polemica politica. Va ad intervenire questa volta è anche il sindacato di polizia FSP, che all'epoca attraverso il loro avvocato aveva assistito gli agenti coinvolti negli scontri. Il sindacato di polizia in una nota stampa scrive: vogliamo che i poliziotti abbiano serenità e fiducia verso la granitica istituzione della magistratura, ma evidentemente di fronte ad eventi del genere la piena convinzione della terzietà di un giudice legittimamente vacilla. Andiamo su un altro dibattito politico, quello sul fine vita, con la dura presa di posizione del vicepresidente del Consiglio regionale Veneto Nicola Finco sul tema, appunto. Il Veneto dice non è pronto e risponde così anche alla minaccia, chiamiamola così, di entrare in sciopero della fame di un malato, Stefano Geller, che aveva chiesto appunto al Veneto di legiferare in questo senso. Prima di parlare di eutanasia dobbiamo parlare di servizi alla persona, di assistenza domiciliare, di cure palliative, di caregiver, di dare all'ammalato tutte le cure possibili. Ma non vorrei mai che passasse il concetto che oggi chi non è più utile per questa società o chi ha dei problemi, come unica soluzione c'è la morte. Una presa di posizione molto forte, quella del vicepresidente del Consiglio Veneto, sul tema del fine vita, dopo che il cassolese Stefano Geller e l'associazione Luca Coscioni hanno incalzato l'Assemblea regionale per la formulazione di una legge sul fine vita. Stiamo parlando della regione del Veneto, che dovrebbe essere la prima regione in Italia che va ad approvare una legge che prevede il suicidio medicalmente assistito, in poche parole l'eutanasia. Io ritengo questa cosa, a mio parere, ovviamente una follia, perché stiamo parlando della vita delle persone. Noi in Italia abbiamo un sistema sanitario nazionale e regionale che sono dei sistemi nati per aiutare le persone, per curare le persone e non per somministrare la morte. Per Finco il Veneto non è pronto a un passo così importante e complesso. Penso che il Veneto oggi non sia né pronto né debba approvare una legge del genere, perché vuol dire veramente autorizzare un'istituzione a somministrare la morte a delle persone. Se ne parlerà di sicuro in Consiglio regionale, ma il vicepresidente dell'Assemblea Veneta raccomanda cautela. Ci sarà anche un dibattito nelle prossime settimane. Quello che trovo anche folle è la faciloneria con la quale si sta parlando di questo argomento, addirittura questa pressione nell'approvare in fretta questo tipo di norma, come se parlare della morte delle persone attraverso un'iniezione sia qualcosa di semplicissimo alla pari di qualsiasi altra legge. Un tema questo naturalmente che scuote principalmente il mondo cattolico prima di tutti. Allora noi andiamo
a vedere invece, a rivivere quello che è stato il viaggio delle reliquie di San Pio X dalla Marca Trevigiana, da Riese, sua terra d'origine, fino a Padova. È iniziata la peregrinazio di 2 giorni proprio nel Padovano, dove il pontefice si era formato negli anni giovanili, studente del seminario vescovile. Allora andiamo a vedere innanzitutto quello che è stato il servizio che ha realizzato la nostra redazione di Padova ieri all'arrivo. L'arrivo nel cuore della notte è il sagrato della cattedrale silenzioso ad accogliere il furgone con le reliquie di Papa San Pio X, che ritorna nella città dove arrivò nel 1850, giovane seminarista. All'alba la Santa Messa e poi le lodi iniziano la solenne peregrinazio dei fedeli che durerà fino a domani sera. La provvidenza ha voluto che Giuseppe Sarto diventasse vescovo, poi patriarca e poi papa. Ecco, però è la storia di uno di noi, non è la storia di uno che cade dall'alto, ma che nasce dalle nostre terre, dalla nostra cultura, dalla nostra spiritualità. Immaginiamo i genitori, i nonni, gli amici, i vicini di casa. Ecco, Papa Pio X è nato da questa nostra terra. Ci si sente parte di una storia preziosa e grande, ci si rende conto di essere innestati in radici molto robuste, e non per guardare con una nostalgia esagerata il passato, ma per essere anche all'altezza delle sfide dei tempi di oggi. Un percorso apposito accompagna i pellegrini nel Duomo, che parte dall'altare dedicato a San Pio X e arriva poi al centro della Basilica Cattedrale, dove si può sostare davanti alla tecca con le reliquie del pontefice. Un legame solido quello con la chiesa di Padova, un silenzio che nella contemplazione si riempie di preghiera. È stata un'emozione? Sì, veramente grande anche, perché io ero bambina, perché mi ricorda tante cose. Un silenzio, una cosa rilassante, ma dentro una cosa emozionante. Domani La chiesa, la cattedrale è rimasta aperta anche questa mattina dall'alba per permettere ai fedeli di rendere omaggio all'urna con le spoglie di Papa Pio X, arrivate appunto, abbiamo detto, lo avete visto, la notte tra domenica e lunedì, e che questa sera lasceranno Padova per raggiungere Venezia. La Peregrinatio Corporis si concluderà quindi questa sera alle 18 con la solenne celebrazione dei Vespri presieduta dal Vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla. Dalla cattedrale, in comunione con tutta la Chiesa d'Italia, salirà la preghiera per la pace in Terra Santa e nel mondo. Dopo i Vespri, le reliquie di San Pio X si sposteranno a Venezia, dove sosteranno fino al 22 di ottobre, prima naturalmente del rientro dell'urna a Roma. Il 21 di ottobre invece, siamo nel Padovano, alle 11 verrà inaugurato il Parco del Bambino in via Guido Franco a Cadoneghe. Vediamo. Vediamo se dalla regia è pronto questo contributo sul Parco del Bambino, appunto in quel di Cadoneghe. Eccolo. Dopo alcune settimane di attesa sono terminati i lavori di rifacimento e abbellimento del Parco del Bambino di via Franco a Cadoneghe. L'area verde sarà inaugurata il 21 ottobre. Dopo il taglio del nastro sarà svelato il murales realizzato per il comune di Cadoneghe dall'artista C110 alias Andrea Coppo. La sistemazione dell'area pubblica ha previsto la piantumazione di nuovi alberi, la realizzazione di un percorso pedonale pavimentato con mattonelle autobloccanti, un'area pedonale con panchine e un'area giochi per bambini con pavimentazione realizzata in materiale antitrauma in gomma riciclata. Infine verranno posizionati anche 2 portabiciclette e punti luce in modo da garantire un'illuminazione uniforme su tutta l'area di intervento. Nella Marca Trevigiana adesso per la premiazione delle imprese artigiane storiche, tra le storie di passione e sacrificio, quella del maglificio avviato con una macchina portata di nascosto nel Trevigiano da una famiglia di esuli istriani. Abbiamo portato questa macchina che nessuno sapeva usare, nascondendola in una cassa di legno. Io ero piccolissima, avevo 1 anno, quindi è per storie raccontate, e con la paura che ci fermassero e pensassero
che ci fossero delle armi. Aveva solamente un anno Gianna quando la sua famiglia lasciò l'Istria per la Marca trevigiana, dando vita a un maglificio tuttora in attività. Retro bottega hanno messo questa macchina, hanno preso una magliaia e questa magliaia faceva maglie su misura, maglie. Così è iniziato, da quella macchina a mano. Una storia tra le storie, tutte di passione, tenacia, sacrificio, quelle premiate da Confartigianato Imprese Treviso. 54 aziende artigiane storiche, nate negli anni 60, passate attraverso crisi economiche e sociali di ogni genere e capaci di superare la temuta staffetta generazionale partendo spesso da zero. Dopo aver fatto il capo officina messo in conto proprio, oltre all'attività di officina, impianti a gas soprattutto, mi sono messo a vendere anche roulotte, secondo a Treviso dopo Rino Possagno. Senta, ci vuole coraggio per lasciare un posto da dipendente e diventare artigiano? Ci vuole coraggio, ci vuole follia o ci vuole determinazione? Solo voglia di lavorare. Artigiani un po' imprenditori, un po' artisti, come il costruttore di organi Girotto. Bisogna saper suonare, tanto è vero che un po' ho studiato, e però dopo mi sono applicato. Dal 70 che ho finito la terza media sono sempre sotto. Mio padre, quando ha capito che a 16 anni ero in grado di arrangiarmi, mi portava: questo è l'organo da restaurare, arrangiati, quando sei finito torna. Se si pensa che 53 anni fa c'erano i Beatles che facevano l'ultima canzone, questi imprenditori sono partiti e hanno resistito a tutto. La resilienza, l'attività, la creatività è stata più forte e posso dire che il mondo artigiano non ha certamente paura di niente, perché le ha passate tutte. Altro mondo resiliente, quello agricolo. Andiamo in diretta dal Monfenera con il nostro Lucio Zanato, che è con Nicoletta Rizzetto, che ci porta come sempre all'aria aperta. Lucio, cosa stai facendo? Sto raccogliendo castagne anche per te, perché qui siamo nel Monfenera, nel cuore del Monfenera, dove finalmente stanno cadendo le castagne in marroni, perché noi siamo venuti qui con Agricoltura Veneta, facciamo una puntata proprio per raccontare il cambiamento climatico anche in questi boschi, nei nostri boschi. E allora raggiungo il presidente di Castagnicoltori del Monfenera, che è un mio omonimo, si chiama Lucio, però di cognome fa Bresolin. Presidente, buongiorno. Sta raccogliendo, insomma, cominciamo a raccogliere bene adesso, dopo, diciamo così, il cambiamento climatico che ha portato un po' in ritardo la preparazione. Sì, stiamo raccogliendo molto bene. Questa, diciamo, che è la settimana clou. Già la settimana scorsa raccoglievamo un poco, ma questa settimana siamo veramente nel pieno. Ecco, cambiamenti climatici che però influiscono sulla, diciamo così, grandezza delle castagne, perché se arriva poca, come dire, se c'è poca acqua diventano più piccole. Com'è? Sì, le stagioni sono sempre una diversa dall'altra. Quest'anno in particolare c'è stata una grande fioritura e la castagna è abbondante, ma tendenzialmente un po' più piccola della media, insomma. Però si dice sempre che sulle cose piccole ci sa più gusto, giusto? Allora, come in tutte le buone famiglie, nella mia non si mangiano quelle grosse che si vendono e si mangiano gli scarti, le piccole, che sono buonissime e dolci. Allora, da questo punto vi chiedo, le preferisce arrostite oppure lessate, che sono ancora più dolci? Io faccio una sera per tipo, così sono sicuro di non sbagliare. Allora, siccome siamo in momento del pranzo, che vi sto facendo venire voglia, e dopo vi racconterò che si possono fare tante cose con le castagne, però rimaniamo qui per due cose. Intanto, Nicoletta, fai vedere per cortesia questo bosco, per far capire cosa vuol dire fare i castagnicoltori. Vuol dire tenere al posto il bosco, vuol dire evitare che, se poi col cambiamento climatico ci sono dei problemi, ci sia ad esempio frane, che succedano dei problemi, perché il bosco va tenuto e mantenuto, per cui voi state facendo un doppio lavoro, quello di raccogliere le castagne e quello di salvarci per certi versi l'ambiente, perché altrimenti sennò qui dilava tutto quanto. La bella notizia è che ci sono dei giovani che vogliono venire qui. Sì, proprio in questi ultimi mesi soprattutto ho avuto contatti con dei giovani, alcuni interessati a prendersi cura di un pezzo di castagneto esistente, altri che hanno acquistato terreni e vogliono piantare marroni, quindi sì, c'è una piccola speranza che ci fa ben sperare, insomma. Cosa dicono questi giovani quando lo dicono? Perché a noi ci piace la vita, però non lo so. Sì, no, semplicemente dicono cosa si fa in montagna, in un bosco? O uno rimane fissato a tagliare legna oppure comincia a farlo un po' fruttare.
C'è da dire che lo fa fruttare un po' per sé, ma soprattutto per i figli, cioè per quelli che verranno, perché la coltivazione del castagno è una coltivazione lunga. Noi oggi stiamo sfruttando e avendo beneficio da chi ha lavorato prima di noi e dobbiamo lasciare qualcosa per chi verrà dopo di noi. Però insomma ci siete, questa è già la cosa importante. Noi ci siamo tuttora un'associazione molto viva e vivace, fatta di quasi 120 castanicoltori, quindi siamo estremamente presenti, frammentati se vogliamo, però sicuramente presenti e appassionati. E soprattutto siete proprio attivi, attenti a ogni porzione di questo Monfenera. Sì, ce l'abbiamo nel cuore. Lina, allora io lascio il presidente dei castanicoltori, però scendo perché vado a trovare invece il presidente della Proloco, perché qui tu lo sai siamo alla 49esima edizione della mostra mercato di Marroni di Monfenera. Passo davanti a Oscar, che è un giovane che intervisteremo dopo, che vi interessa perché parleremo proprio di marroni e cucina. Presidente Bresolin, che non c'entra niente, diciamo, se non alla lontana con me, perché qui a Pederoba metà si chiamano Bresolin, metà hanno un altro cognome che non ricordo. Allora Presidente, intanto come sta andando in termini di persone? Perché dopo il Covid c'è stata quasi un'esplosione delle sagre, delle feste, la gente vuole tornare fuori. Quanta gente avete avuto? So che il primo weekend il caldo li ha portati al mare, ma il secondo? Possiamo cantare finalmente l'estate sta finendo, Lucio. Il secondo c'è stata tanta gente rispetto al primo, un afflusso oltre le nostre più rosee previsioni. Siamo contenti, vediamo che la gente viene a Pederoba felice, si diverte e viene a mangiare le nostre castagne. Però bisogna dire anche questo, che la prima volta, mi raccontava prima, che durante la festa dei marroni, siamo alla 49esima edizione, anziché scaldare caldarossa dovevano mettere la roba in frigo perché la gente voleva roba fresca. Ecco, Lina, pensa che cosa vuol dire il cambiamento climatico anche nelle piccole cose come una sagra. Esattamente, è la prima volta in 50 anni della festa che siamo costretti a raffreddare le bibite, quindi era altamente improbabile che la gente mangiasse le caldaroste. Però ora che l'estate è finita le possiamo mangiare arrostite e in tutte le loro diverse forme. Qui invece non sono arrostite ma sono a crudo, e il termine che si usa qui a Pederoba per mangiare le castagne a crudo si dice sgrentenar e quindi si fa così. Ecco, avete sentito? Alla Fantozzi. Però bisogna dire che i marroni proprio per questo sono molto buoni, e proprio perché sono buoni finiamo con Oscar, che è il responsabile delle cucine. Oscar, qual è, diciamo così, la pietanza che funziona meglio, che la gente apprezza di più, fatta con le castagne, con i marroni, che non sia le castagne ovviamente cotte? Beh, da noi la tradizione le vuole arrostite sul fuoco, però le castagne vanno bene anche per fare un sugo, per una pasta o un pasticcio, oppure in casa si possono fare al forno o nella friggitrice a aria. Visto che ci sono tante persone che ci stanno seguendo, che sono davanti al piatto, magari nelle prossime sere che cosa si potrebbe fare? Si prende un sugo a base di castagna e lo si usa dove? Lo si può usare su una pasta fresca, un gnocco, oppure si può prendere la castagna, lì si fa un'incisione e la si mette in forno a 200 gradi per 15 minuti circa, anzi prima 10 minuti in acqua, che così prende un po' di umidità e non esplode, e poi la si mette in forno e sono perfette. Meglio le castagne, diciamo, le calde arroste oppure quelle lesse che quando uno poi le mangia trova tutto il dolce dentro? Le calde arroste sono meglio fatte cotte sul fuoco, perché così ci si sporca le mani mangiandole. Ecco, allora diciamo che rimaniamo col dubbio se è meglio lesse o arrostite, e con questo ti restituisco la linea. Grazie a voi, a noi manca ancora un po' prima di andare a mangiare, quindi ci avete fatto venire fame. Allora io vi ricordo in chiusura che adesso andremo con le previsioni del tempo, poi alla ripresa lo speciale A3 ULS 2 sulle nuove tecnologie nei traumi maxillofacciali. Vi ricordo questa sera l'appuntamento dalle 21:15 con Ring, ospiti del vice direttore Ferdinando Avarino saranno Luca Spavanetto di Fratelli d'Italia, Chiara Luisetto del Partito Democratico, Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso della Lega, Arturo Lorenzoni, speaker dell'opposizione in Consiglio regionale. Dalle 22:30 l'illusionista mago Andrew, non perdetevelo. Vi ricordo anche, lo vedete bene in sovraimpressione, quello che è il tema del sondaggio di oggi, la pista da boba Cortina che non si farà più. Diteci se secondo voi è giusto o sbagliato. Vi ricordo anche a seguire alle 14:30 il film Contro tutte le bandiere di George Sherman con Errol Flynn, Maureen O'Hara, Anthony Quinn.
È tutto per adesso, ci rivediamo dopo il meteo e la pubblicità. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago. Bentrovati al meteo. La settimana sarà molto movimentata, con fasi piovose, brusco calo termico e clima autunnale. Martedì 17 ottobre intanto il tempo si manterrà buono. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto precipitazioni assenti, avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno e solo a tratti poco nuvoloso. Il clima sarà decisamente più consono alla stagione dopo un periodo di caldo fuori norma. Temperature minime tra i 3 e i 9 gradi, massime comprese tra 15 e 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui bel tempo, asciutto e stabile, tanto sole su tutti i settori e cielo sereno o velato. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato con qualche annuvolamento innocuo nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 5-6 gradi, massime sui 20 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vedelago.